Questa signora viene avanti e poi torna indietro e mi dice: "Ah, ho visto una macchina nel fosso". "Come una macchina nel fosso?". "Sì, sì", ho visto una macchina nel fosso. Io non vado avanti perché ho paura, con quello che succede il giorno d'oggi. No, no, vengo io. Sono passati pochi minuti dalle 8 quando il signor Franco corre e scorge nell'auto finita nel fossato una donna. Esanime, la signora Lorenzina Vezzù, 79 anni, residente a Ponte San Nicolò, era all'interno della sua Honda Civic con la quale nel cuore della notte, verso l'una, quando i cani di Franco avevano abbaiato, ha tentato inutilmente di fare retromarcia dopo aver percorso questa strada sterrata a Liondi al Bignasico, dove i veicoli non possono transitare. Mi sposto verso il lato e vedo che c'è la porta aperta, quella davanti della macchina, e guardo bene e ho visto la signora che era distesa nell'acqua così e aveva un braccio sotto la ruota. Subito è scattato l'allarme, il corpo dell'anziana senza vita è stato recuperato. Con ogni probabilità la signora si è persa. Ha imboccato questa strada di campagna e non potendo proseguire per la presenza di questi paletti ha inutilmente tentato di girare l'auto e tornare indietro. Finita nel fossato, le ruote impantanate, la signora ha provato a uscire dall'abitacolo e ha urlato alla ricerca di aiuto, avvolta dal buio di una notte gelata. Era sotto zero questa notte e penso perché acqua non è tanta, però è bastata quella lì col freddo e poi magari lei aiuto, chiamava aiuto, non c'era nessuno e lì è rimasta poverina. Nel fossato restano 2 scarpe nere da donna. Viveva sola Lorenzina Vezzù a Ponte San Nicolò. Originaria di 2 Carrare, l'anziana aveva delle fragilità note agli uffici comunali ed era anche aiutata dai vicini. Cosa l'abbia spinta a uscire di casa nel cuore della notte e perché sia finita proprio qui cercheranno di stabilirlo le indagini condotte dai carabinieri di Abano Terme. Resta la grande tristezza per una tragedia terribile avvenuta in una buia notte di metà febbraio.